senza filtri né censure. Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. Radio Libertà, prima di dare la linea a Sara Garino vi ricordo al volo i numeri per i quali potete già intervenire sin d'ora: 02 92 94 7222 per intervenire in diretta. Se invece volete scriverci un WhatsApp, 346 642 7756. Ciao Sara, a te la linea. Ciao Federico, grazie anche oggi al timone della regia. Ben trovati a tutti voi per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. I numeri li ha già ricordati il nostro regista, mi raccomando, potete interagire in diretta tramite WhatsApp o telefonando in regia così da poter colloquiare con il nostro ospite che fra poco vi presenterò. Intanto però, come di consueto, vi ricordo come e dove potete seguirci: www.radiolibertà.net, la nostra web TV, la modalità DAB, i canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, l'apposita applicazione scaricabile per cellulare e tablet, nonché in radiovisione nazionale il canale 252 del digitale terrestre. E allora do subito il benvenuto al nostro ospite odierno. È un piacere avere con noi il professor Eugenio Capozzi, ordinario di storia contemporanea presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Professore, ben trovato. Buongiorno, grazie, ben trovata a lei. Grazie mille, professore, per aver accettato l'invito. E allora, così come vediamo campeggiare sulla locandina di questa diretta odierna, quali partite, cronache dallo scacchiere mondiale? Naturalmente non possiamo che cominciare dalle news che ci arrivano da Taiwan. Prima però, professore, voglio ricordare che lei è anche autore di un interessantissimo saggio che presenteremo prossimamente proprio qui su Alto Mare, Storia del mondo post-occidentale, cosa resta dell'età globale, edizioni Rubettino. Professore, senza di svelare troppo di quelli che saranno i contenuti della prossima puntata con lei, facciamo davvero un breve inquadramento generale anche delle notizie odierne alla luce di questo titolo, Storia del mondo post-occidentale, che cosa resta dell'età globale? Naturalmente quando parliamo di un mondo post-occidentale usiamo una formula che non va presa alla lettera, nel senso che il mondo post-occidentale sia un mondo senza Occidente, in cui l'Occidente non esiste più. Per fortuna l'Occidente esiste ancora, direbbe qualcuno con una formula desunta dal vecchio vocabolario dei movimenti degli anni 70, è vivo e lotta insieme a noi. E il problema è che esiste in un mondo in cui l'egemonia della cultura e della civiltà di origine europea non è più qualcosa di scontato. Questa egemonia che si è andata costruendo con il colonialismo, con la rivoluzione industriale, col sistema delle potenze, dal 500 fino alla metà del Novecento, e si è prolungata con la guerra fredda. Dopo l'89 è finita. È cominciato un mondo che è strutturalmente plurale, in cui ci sono diversi poli di civiltà che sono alla base di poli di potere economico, di poli di potere politico, di poli di potenza militare. Questo è un dato di fatto, ci può piacere o non piacere, ma è così. Il problema è come l'Occidente può stare, come può salvaguardare meglio i propri interessi e tutto il proprio patrimonio di civiltà, di cultura e di istituzioni politiche, insomma il patrimonio della libertà, delle libertà occidentali, in un mondo che non sia uniforma al patrimonio della civiltà occidentale nella sua interezza, ma che è strutturalmente multipolare. Chiarissimo, professore. Allora, su questo naturalmente invito il nostro pubblico, se vuole, a intervenire, perché già così
gli spunti di riflessione e di approfondimento sono davvero molteplici. Questione Taiwan. Il Ministero della Difesa dell'isola ha riferito di aver rilevato fino alle 11 locali, quindi le 5 di stamane in Italia, un totale di 26 jet militari e 9 navi da guerra cinesi intorno all'isola. Dopo queste manovre, diciamo, militari che hanno tenuto banco per 3 giorni, tra l'altro su vasta scala, in risposta all'incontro che si è avuto a Los Angeles tra la presidente di Taiwan e lo speaker della Camera degli Stati Uniti. Leggiamo dalle agenzie come in una nota del governo taiwanese si sia specificato che navi e aerei militari cinesi hanno nettamente attraversato la linea mediana dello stretto di Taiwan da nord, dal centro e da sud. E intanto la presidente di Taiwan ha aspramente criticato Pechino per il suo comportamento, definito irresponsabile, rivendicando altresì il diritto, il dovere e l'onere di far visita a istituzioni straniere in virtù del mandato conferito dal proprio popolo. Allora, professor Capozzi, un primo inquadramento, che cosa sta succedendo nell'area? Ma queste che sta facendo la Cina in queste ore, in questi giorni, sono soltanto l'ennesima delle dimostrazioni di forza, di provocazioni che la Cina sta mettendo in atto nei confronti dell'isola di Taiwan. Il problema di Taiwan esiste da quando esiste la Cina popolare, le due Cine. Da quando appunto i nazionalisti di Chiang Kai-shek si rifugiarono nell'isola ed esiste uno statuto ambiguo dell'isola per cui non viene riconosciuta dal punto di vista internazionale, ma la sua sicurezza viene protetta dagli Stati Uniti. Però l'acutizzarsi negli ultimi anni di questo tema del non riconoscimento di Taiwan e della volontà cinese di annettere prima o poi quella che loro chiamano la provincia ribelle si è manifestato con maggiore acutezza da quando l'equilibrio internazionale si è andato evolvendo in un bipolarismo tra Stati Uniti, Occidente in generale e Cina. Da quando la Cina è diventata un gigante economico e quindi ha aumentato anche il proprio peso politico con la globalizzazione, che è stato un ridimensionamento economico dell'Occidente a vantaggio di altre economie, a cominciare da quella cinese, da quando gli Stati Uniti hanno cominciato a vedere la Cina come un concorrente globale, anzi come il concorrente globale per eccellenza, e sono aumentate le provocazioni da una parte e dall'altra. Però la riflessione che noi dobbiamo fare da questo punto di vista, secondo me, è questa. Se c'è la coscienza che la Cina è l'antagonista, diciamo, globale dell'Occidente in questo momento, bisogna riflettere su tutta la politica che è stata fatta a partire da Bill Clinton da parte degli Stati Uniti, che è stata una politica di porte aperte, apertissime nell'economia internazionale nei confronti dei cinesi, che sfociarono nel 2001 nell'ingresso della Cina del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. E quella è stata la base della costruzione della nuova potenza cinese, cioè gli Stati Uniti hanno praticamente favorito la nascita di questo loro concorrente globale, per poi molto recentemente, a partire dalla guerra dei dazi mossa da Trump nel 2018, rendersi conto che così facendo si stavano dissanguando e impoverendo a vantaggio della Cina. E quindi sono cominciate le tensioni anche politico-militari, è cominciata anche nello scenario Indo-Pacifico un braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina. Ma tutto questo va inserito all'interno di una politica complessiva mondiale dell'Occidente, che è stata una politica ondivaga, incoerente, e di questa incoerenza fa parte sia l'atteggiamento nei confronti della Cina, sia l'atteggiamento nei confronti della Russia, che non è stato parimenti meno bislacco e incoerente nel tempo da parte degli Stati Uniti e dell'Occidente.
Assolutamente, su questo ci torneremo, professor Capozzi. Lei giustamente evidenziava questi due grandi player, blocco occidentale da una parte, diciamo Stati Uniti d'America da una parte, Cina dall'altra. Che ruolo ha, che ruolo avrà, o meglio, che ruolo deve avere in questa tensione, chiamiamola così, internazionale, l'Europa? E di oggi una agenzia in cui si riporta l'affermazione del presidente francese Emmanuel Macron, e ricordiamolo, di ritorno da un viaggio a Pechino insieme a Ursula von der Leyen, in cui il presidente francese, il capo dell'Eliseo, caldeggia per l'Europa un uscire dalla logica della contrapposizione fra blocchi, per cui Macron dice siamo atlantisti, siamo vicini agli Stati Uniti, questo però non implica essere contro la Cina. Come la legge questa sortita, professore? La Una leggo chiamata. come l'ennesima conseguenza di una politica, secondo me, disastrosa degli Stati Uniti d'America nei confronti della Cina, nei confronti della Russia, in generale di una inconsistenza dell'Occidente nella propria strategia globale, cioè appunto su quello che dicevo all'inizio, come convivere con un mondo multipolare, qual è il modo migliore di salvaguardare gli interessi. Ecco, gli Stati Uniti hanno fatto di tutto e il contrario di tutto, cominciando dal post 2001 e il tentativo di riaffermare la propria supremazia nel contesto euro-medio orientale con le guerre dell'Afghanistan e dell'Iraq, strategia che poi è stata corretta in seguito perché si è visto che ha dato dei risultati controproducenti. Poi c'è stata una acquiescenza nei confronti della Cina e anche dei suoi alleati come l'Iran, per esempio, che è stato favorito oltremodo nel programma sul nucleare per poi tornare indietro, per poi favorirlo di nuovo. Insomma, un'incoerenza totale. In tutto questo l'Europa, in particolare i due maggiori soggetti all'interno dell'Unione Europea, cioè la Francia e la Germania, tradizionalmente, a partire dalla politica di Bush Junior dopo il 2001, hanno espresso una certa presa di distanza da parte degli Stati Uniti. Pensiamo a cosa successe nel 2003 quando Putin, Chirac e Schroeder frenarono e impedirono che ci fosse un mandato dell'ONU di appoggio agli Stati Uniti per la guerra in Iraq. Quello fu una presa di distanza altamente simbolica, ma già, se vogliamo, dall'epoca di De Gaulle c'è da parte della Francia il tentativo di avere una propria posizione in politica estera che non sia appiattita con gli Stati Uniti, per cui da questo punto di vista le posizioni di Macron non sorprendono. Il problema è che invece molto più recentemente, quando gli Stati Uniti hanno accentuato la pressione sulla Russia e con l'invasione russa dell'Ucraina hanno dettato una politica di nessun tipo di accordo, nessun tipo di compromesso, nessun tipo di dialogo nei confronti della Russia, quindi il mantra bisogna che tornino, che si ritirino completamente, appoggio totale all'Ucraina, a Zelensky, eccetera, eccetera. Tutta le potenziali posizioni di ponte, di dialogo che potevano essere svolte dai paesi europei, tra cui anche l'Italia, che erano state svolte anche in passato, sono state completamente schiacciate, completamente annullate. E chiaramente il risultato di tutto questo qual è stato? È che adesso quelle pretese di autonomia o di fare il proprio gioco da parte della Francia si sono espresse invece in una vicinanza, in un'apertura di dialogo con la Cina. Cioè praticamente gli Stati Uniti, per tenere sotto controllo totale l'Europa, hanno avuto anche questa volta un risultato boomerang, cioè hanno favorito la Cina. E in effetti tutto il risultato della politica degli Stati Uniti nei confronti della Russia, e questo sia detto tanto per chiarire, senza assolutamente, perché poi quello è tutto un altro discorso, senza assolutamente avere nessun tipo di simpatia nei confronti di Putin né nei confronti dell'aggressione che ha fatto all'Ucraina, che è stata, oltre che una cosa orribile, anche un errore politico gigantesco da parte di Putin, perché si è messo in una posizione di debolezza.
Ebbene, però tutto questo, la politica dell'amministrazione Biden non ha fatto altro che favorire la Cina. Se la Cina oggi può fare la voce grossa con Taiwan, se Macron oggi può apparire come l'anello debole del fronte occidentale, tutto questo è dovuto al fatto che la Russia è stata risucchiata in un blocco non occidentale, per non dire anti-occidentale, diretto da Pechino. E ora anche l'Europa, per sopravvivere, per alcuni soggetti europei, cercano di trovare un ruolo riavvicinandosi alla Cina, cioè ripropongono ancora il problema dell'influenza cinese sull'Europa, che si era posto con la nuova via il programma della nuova via della seta, e che gli Stati Uniti avevano cercato di stoppare negli anni scorsi, come sappiamo, frenando gli alleati che si spingevano troppo oltre in accordi infrastrutturali e commerciali con Pechino. Chiarissimo, professore. Allora, intanto saluto Marco da Mantova che ci saluta e a cui ho, tra virgolette, shippato, mi dicono dalla regia, la domanda perché voleva intervenire in diretta proprio a proposito del tema Francia. È stato chiarissimo, professore, nella risposta. Abbiamo chiaramente delle altre domande da porle. Cominciamo con il pubblico. Mi dice Federico che abbiamo 2 telefonate in attesa, quindi passiamole in batteria. Fede. Pronto? Pronto, benvenuto. Sono Gianni da Genova, un saluto a Sara e all'ospite. Grazie mille Gianni, un saluto a te. Purtroppo il discorso degli Stati Uniti, che purtroppo non sono un alleato affidabile dell'Europa, cioè non bisogna confondere l'Europa, che ha delle tradizioni e una cultura completamente diversa, da quello che sono diventati gli Stati Uniti dal 71, quando si sono tolti, diciamo così, dal golden fund exchange del dollaro, che hanno cominciato a battere moneta a volontà, a creare i derivati, cioè a distruggere l'economia reale con l'economia finanziaria fasulla, che siamo pieni di derivati, e sono sempre andati avanti, diciamo così, creando una discrasia tra l'economia reale e anche il sentimento umano che deve esserci nell'economia. E questo l'hanno riportato purtroppo anche nei rapporti con l'estero, perché loro si sono sempre creduti di essere una potenza unipolare, e adesso purtroppo stiamo subendo come Europa, come vassalli, perché non deve dirlo il caro Macron, e da quel dì che anche dopo la fine della seconda guerra mondiale, che per fortuna che gli americani sono intervenuti, qui in Italia purtroppo sono morti 90.000 americani, che sono sepolti in 42 cimiteri, tutto quello che vogliamo, però hanno sempre fatto i loro porci comodi e hanno sempre esportato guerra da tutte le parti, credendo di essere quelli che danno i giudizi di chi è moralmente, economicamente e politicamente corretto, quale che loro non lo sono stati. Basta vedere cosa è successo nel Kosovo, cosa è successo nel 2014 quando hanno fatto a Maidan. È successo i fatti di Maidan che hanno fatto saltare il governo legittimamente eletto, anche se fosse stato filorusso, e quello che è continuato dal 2014 fino al 2022, quando sono intervenuti purtroppo poi la Russia nei territori filorussi. Ricordiamocelo bene, perché quello che hanno fatto gli Stati Uniti, se la Russia si fosse permessa di fare 1/1000 di quello che hanno fatto a casa loro, altro che terza guerra mondiale. Prossima telefonata. Sì, buongiorno a tutti e due, Lisetta. Ben trovata Lisetta. Grazie, molto gentile. Allora, Taiwan secondo me deve evitare la guerra con Pechino, perché Taiwan è il luogo più pericoloso della Terra. E sostenuto che il conflitto è inevitabile, evitare la guerra dovrebbe essere l'obiettivo numero 1 per entrambe le parti. In cinese esiste un detto che dice: lo spirito è pronto ma la carne è debole.
Dopotutto, se scoppiasse una guerra, i taiwanesi sarebbero i principali sconfitti, sempre secondo me. In nessun caso Washington potrebbe sconvolgere le carte in tavola senza dar senso dei propri alleati nella regione, specialmente di India e Giappone. Taiwan, secondo me, sta riuscendo sempre a trarre vantaggio dal cambio di paradigma. Dopo il 24 febbraio 2022, nessuno potrebbe più escludere in modo categorico un'invasione da parte di Pechino. L'isola può così avvalersi di un maggiore sostegno internazionale, accelerando il proprio allontanamento dall'orbita cinese. Intanto, dico io, nelle grandi capitali asiatiche si raffolca l'interesse a concretizzare la fine della Cina, addirittura. Troppo chiusa e spaventosa per essere tollerata. In questo mare di difficoltà, e termino, Pechino naviga a vista, con lo sguardo, dico io sempre, rivolto all'unità del proprio centro. Vi saluto tutti e due. Arrivederci. Grazie mille, grazie davvero Lisetta, sempre molto doviziosi gli interventi del nostro pubblico. Professor Capozzi, allora nell'ordine il richiamo all'homo economicus, se vogliamo, di aristotelica anche memoria, per cui l'economia va bene, però al centro di tutto deve esserci sempre comunque l'uomo, quindi un'economia al servizio del genere umano e non strumento di guerra finanziaria, appunto, che è una delle fattispecie che tra l'altro lei menzionava all'inizio del suo intervento. Poi la nostra Lisetta, questione Taiwan, l'aggressione barbara perpetrata dalla Russia all'Ucraina in un certo senso ha acceso i riflettori su quello che potrebbe accadere a Taiwan qualora la Cina decidesse di invadere l'isola. Terza domanda, questa gliela pongo io, mi ricollego a quello che ci spiegava poco fa sulla Francia. Al netto del fatto che Parigi abbia sempre avuto questo senso di grandeur e questa proiezione anche internazionale, pensiamo ai dipartimenti d'oltremare, a questa sorta di retaggio, ricordo, melanconia, chiamiamola così, coloniale. Effettivamente, professore, lei ci ha detto questa strategia non fa che avvantaggiare ulteriormente Pechino. Blocco occidentale, cioè Stati Uniti d'America ed Europa, frammentati con protagonismi singoli, vedasi Parigi, ci ricordano un po' quello che dicevano i buoni vecchi latini: divide et impera. In tutto questo si avvantaggia Pechino. Prego, professore. Allora, partiamo dal tema Stati Uniti, perché quello è il punto centrale, secondo me, il rapporto tra Stati Uniti ed Europa che poneva la prima telefonata. Io credo che vada detto molto chiaramente che bisogna fare una distinzione netta tra quello che è accaduto durante la Guerra Fredda e quello che è accaduto dopo la Guerra Fredda, e in particolar modo, diciamo, nel post 2001. Allora, durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti, con la NATO, con la partnership politica, economica e militare con l'Europa occidentale, hanno costruito indubbiamente il benessere dell'Europa occidentale e hanno difeso le garanzie delle libertà nei paesi dell'Europa occidentale contro quello che era un antagonista totale, e cioè il comunismo sovietico. Su questo c'è poco da dire e poco da fare. Si può criticare quanto si vuole le politiche delle varie amministrazioni statunitensi, ma questo è un dato di fatto. E anche la cosa che citava l'ascoltatore, cioè il distacco del dollaro dal golden standard, che fu voluto da Nixon nel 71, era figlio di una politica di spesa pubblica per il welfare e per diciamo tamponare gli effetti, diciamo, della crisi del boom economico che si era verificata nella seconda metà degli anni 60, che poi era condivisa un po' da tutte le democrazie occidentali. Tutti hanno fatto più o meno una scelta inflattiva in quel periodo. La grande inflazione degli anni 70 acuita dalla crisi energetica era figlia di questa roba qui, e quindi non è che si può buttare tutta sulle spalle degli americani. Così come invece bisogna ricordare che la politica estera americana fino a Reagan e fino a Bush senior è stata una politica che ha contribuito nel complesso a far succedere quella cosa che noi spesso ci dimentichiamo, cioè il collasso quasi indolore del comunismo sovietico. Cioè, il comunismo sovietico non è
collassato in maniera catastrofica e rovinosa, ma è collassato in maniera complessivamente pacifica, e questa è stata una grande conquista per quei popoli che erano stati assoggettati al comunismo, quelli degli stati satelliti e anche quelli degli stati ex sovietici, e questo si deve alla fermezza degli Stati Uniti e atlantista. Quindi io non sono Certo. non mi posso assolutamente associare ad una critica, diciamo, strutturale Mhm. al ruolo svolto dagli Stati Uniti, e dico meno male che c'erano loro, perché le alternative erano molto molto peggiori, sempre specificando che gli angeli, diciamo, in politica non esistono, e chiaramente ognuno fa i propri interessi, e gli Stati Uniti hanno sempre fatti loro. Detto questo, invece, sono molto critico sulla politica estera delle amministrazioni americane da Bush Junior in poi, su alcuni aspetti, in particolar modo appunto sull'incoerenza nei confronti della Russia e della Cina. La Russia, prima di Putin e nei primi anni di Putin, è stata coccolata e attratta, diciamo, nell'orbita occidentale, per poi gradualmente emarginarla, anzi neanche tanto gradualmente, proprio a partire dalla crisi verificatasi con la guerra irachena, e poi con lo scoppio della prima crisi seria in Ucraina nel 2004, gli Stati Uniti hanno cominciato a considerare la Russia come un nemico, mentre fino al giorno precedente praticamente l'avevano considerata quasi un partner necessario. Ricordiamo l'associazione il trattato di pratica di mare, l'associazione della Russia alla NATO. È una politica che... Guardi, abbia pazienza, la interrompo davvero per un minuto d'oro qua, 60 secondi, e poi rientriamo per il secondo blocco di Alto Mare. Perfetto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli. Exclusive Dance Chart. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E la linea torna a Sara Garino. Grazie mille Federico, rieccoci per il secondo blocco di Alto Mare su Radio Libertà. Ridò il benvenuto al professore Eugenio Capozzi. Professore, ben trovato di nuovo. Grazie. Mi scusi per l'interruzione un po' brusca, ho anche purtroppo il dovere di interrompere la diretta quando si approssima la pausa pubblicitaria. Ora il microfono è tutto suo. Ci stava parlando di come è cambiata, di come è evoluta la postura degli Stati Uniti nei confronti della Russia. È stata una evoluzione piuttosto brusca e non frutto di una riflessione strategica complessiva, che poi ha portato dove siamo oggi, cioè con una nuova guerra fredda, anzi peggio che fredda, parzialmente calda dentro l'Europa, col caso dell'Ucraina, che diciamo le cose come stanno. L'Ucraina è un paese strutturalmente diviso, è un paese in cui ci sono divisioni etniche, nazionalistiche, che avrebbero potuto essere maneggiate molto meglio anche dall'Occidente, traendo spunto dai disastri commessi anche dall'Occidente nella ex Jugoslavia, quando si sono sottovalutate i conflitti etnici che c'erano, e è stata presa decisamente la parte di alcuni dei gruppi etnici coinvolti contro altri, per poi arrivare comunque ad una composizione, ma dopo una guerra sanguinosa. Pensiamo agli accordi di Dayton e alla formazione delle due entità all'interno della Repubblica della Bosnia-Erzegovina, una croato-musulmana e l'altra serba. Pensiamo agli accordi poi di Kumanovo del 99, che hanno chiuso, ma non completamente, la questione del Kosovo,
comunque mantenendo lì una divisione tra serbi e albanesi. Insomma, quell'esempio sembra che non sia servito a niente. Tutto quello che sta succedendo oggi in Ucraina purtroppo è abbastanza prevedibile fin dal 2004 quantomeno. E soprattutto c'è una valutazione complessiva da fare da parte degli occidentali. In un mondo post guerra fredda, post ideologico, in cui contano soprattutto le identità, le civiltà, e torna a contare la geopolitica, se l'Occidente ha davanti Mosca e Pechino, che sono due potenziali antagonisti, possiamo averli tutti e due come nemici? Possiamo averli tutti e due come amici? O dobbiamo pensare a una strategia quantomeno di avere un patto di non aggressione con uno per contenere l'espansione dell'altro? Come generalmente succede quando ci sono due potenziali avversari, si cerca almeno di non averli tutti e due contro. Invece gli Stati Uniti sono riusciti con una politica negli ultimi 20 anni assolutamente incoerente ad avere contro entrambi, ad avere contro la Russia totalmente e ad avere contro la Cina con un profilo che si fa sempre più minaccioso, e a unificare Russia e Cina, cosa che è ancora più grave, perché la Russia in una posizione subordinata, ma è andata rifluendo in un accordo per lei in questo momento obbligato, e questo è il motivo per cui Putin ha commesso un errore enorme, come dire, accentuando il conflitto con l'Ucraina con l'invasione del febbraio del 22, e però si è andato creando un blocco russo-cinese con prevalenza di Pechino, in cui anche altri paesi non occidentali vengono attratti. L'India, che si andava profilando come uno degli alleati più importanti dell'Occidente in Asia con Obama e poi con Trump, oggi, visto che non può interrompere i suoi rapporti storici con la Russia, si va avvicinando a Pechino, cosa che è assolutamente inedita da un punto di vista storico, perché tutti sanno che India e Cina sono potenzialmente antagonisti. Il Brasile si va avvicinando a Pechino. I famosi BRICS. E perfino l'Arabia Saudita, che con una manovra di grande saggezza politica Trump aveva avvicinato ad Israele e aveva incoraggiato nel suo antagonismo contro l'Iran, oggi si va avvicinando all'Iran. E quindi vediamo che dovunque si è mossa l'amministrazione Biden ha fatto dei disastri e ha danneggiato gli interessi statunitensi e quelli europei. Allora, che poi venga fuori in questo momento una contrapposizione degli europei, di qualche attore europeo che cerca di trovare spazio, come Macron, magari maldestramente, come sta facendo Macron oggi, è purtroppo comprensibile. Venendo all'altra questione di Taiwan. Professore, aspetti solo un momento, Sì. un'altra telefonata per lei. Non facciamo attendere il nostro pubblico, poi continuiamo nelle varie risposte. Fede, prego. Buongiorno, Mauro da Reggio. Buongiorno Mauro, ben trovato. Per quanto riguarda il discorso, è che secondo me c'è di base un errore fondamentale da parte americana e anche di questa parte dell'Eurasia, cioè dell'Europa, di considerarsi un continente anziché, cioè di considerarci un continente a parte, mentre invece facciamo parte dell'Eurasia, che è il più grande continente al mondo con 54 milioni di chilometri quadrati. Il secondo è l'Africa, che ha 30 milioni di chilometri quadrati. Rimane comunque una cosa che, riunendo, come ha detto il professore, in base agli ultimi accordi, l'accordo tra Iran e Arabia Saudita, per cui hanno già con quello bloccato quello che può essere la produzione di petrolio e acquistano in yuan, cosa che prima non hanno mai fatto dall'evento del 72 dei petrodollari.
con tutto quello che ci viene, con l'Argentina, con il Brasile che hanno fatto un accordo, si sta creando un blocco in cui noi come potenze occidentali siamo l'11% rispetto della popolazione, perché c'è da anche tenere conto di questo che va a inficiare tutto l'insieme. Siamo 8 miliardi e 8 miliardi sono quelli che determinano anche in parte, non solo, ma anche i cambiamenti climatici, perché nell'80 i cambiamenti climatici non c'erano 4 miliardi di persone, di cui industrializzati meno che 1 miliardo e 3 miliardi che vivono di una piccola agricoltura, cosa che invece adesso si è modificata perché dando solo per lucro la possibilità alla Cina di crescere, hanno preso un bruco e hanno creato un dragone, anche perché stanno producendo continuamente, se ne fregano altamente e come sempre ricordo, attenzione, perché l'atmosfera è un gas e gira da tutte le parti. Grazie. Grazie mille per l'intervento. In effetti, professor Capozzi, questo è un altro tema, quindi prosegua nell'elenco delle domande a cui deve rispondere, perché quando si parla tanto da noi di transizione energetica, di transizione ecologica, vedasi il recentissimo, anzi l'attuale caso dell'automotive, con tutta questa diatriba sulle auto elettriche, manca, diciamo, a monte la considerazione del fatto che le terre rare siano per l'80% in mano ai cinesi, tra giacimenti diretti e miniere in Africa che controllano loro. 2, in queste miniere molto spesso, purtroppo specialmente in Africa, è documentato che lavorino bambini, quindi abbiamo una situazione di barbaro sfruttamento. 3, come giustamente faceva rilevare il nostro ascoltatore, la Cina, tra virgolette nel senso, perché uso un'espressione un po' gretta, se ne infischia allegramente della tutela dell'ambiente, produce quello che deve produrre, che poi propina a noi con metodi che assolutamente non sono neutri dal punto di vista dell'impronta carbonica e neanche rispettosi dell'ambiente. Prego, professore. Sì, allora per quanto riguarda Taiwan, perché la domanda Certo. la questione aveva posto la seconda ascoltatrice, il tema è questo, come abbiamo detto prima, la tensione su Taiwan è un termometro di come cambiano i rapporti tra Stati Uniti e Cina. Taiwan rimane, diciamo, in sonno la questione quando i rapporti sono più o meno buoni e riemerge quando i rapporti diventano più tesi. Diciamo che nell'Indo-Pacifico la tensione è cominciata a crescere da quando Obama cominciò a parlare di un pivot to Asia, cioè di una svolta della politica degli Stati Uniti nei confronti del fronte asiatico, che si è tradotta in una serie di accordi proprio per limitare l'espansione nei mari della Cina e cingerla di una sorta di cordone sanitario. Non si può pensare che la Cina da questo punto di vista reagisse in maniera così, con rose e fiori. È chiaro che è una scelta di contrapposizione antagonistica a cui la Cina poi risponde. Poi la guerra dei dazi di Trump ha accentuato la tensione e oggi c'è una partita doppia che dall'Ucraina va a Taiwan. È chiaro che le due cose sono collegate. La Cina beneficia, che ci piaccia o no, delle difficoltà sia dell'Occidente sia della Russia. E questa situazione fa comodo enormemente alla Cina, che può fare la voce grossa e può addirittura candidarsi al ruolo di potenza pacificatrice mentre appoggia Putin. Senza dichiararlo apertamente, mentre gli Stati Uniti completamente coinvolti come parte belligerante, così come tutto l'Occidente, i paesi NATO e G7, rispetto all'Ucraina, devono, diciamo, subire, ironia della sorte, questa propaganda cinese che dice noi siamo i pacificatori, nel momento in cui invece loro sono comunque più o meno a pari titolo appoggiano il nemico, diciamo così, quello che in questo momento è considerato il massimo nemico dell'Occidente, cioè Putin. Insomma, risultati disastrosi di una politica incoerente, come dicevo prima. Il problema si poneva già nel 1989-90, quando ci sono state, perché ci sono state documentate, le varie
diciamo, i vari impegni da parte occidentale, in primis quello di James Baker nei confronti di Gorbaciov e poi di molti altri esponenti dei paesi occidentali nei confronti di quella che ancora era l'Unione Sovietica, che non ci sarebbe stata un'espansione verso est della NATO. Allora, poi possiamo dire tutto quello che vogliamo. Sicuramente i paesi ex sovietici si sono andati a mettere sotto l'ala della NATO e hanno le loro ottime giustificazioni, perché la Russia era sempre stata in passato, e poi con l'Unione Sovietica, un elemento diciamo di assoggettamento nei loro confronti, e quindi avevano tutta la pensiamo alla Polonia, all'Ungheria, alla Cecoslovacchia, avevano tutte le ragioni per mettersi sotto l'ala protettrice dell'Occidente. E tuttavia sarebbe stato sensato da parte degli Stati Uniti mettere in piedi, diciamo così, un accordo di sistema sulla sicurezza europea che andasse a aggiornare quello che era stato un tempo l'accordo di Yalta, e non dico a creare delle nuove zone di influenza, ma a stabilire delle garanzie reciproche nei confronti della Russia, tenendo conto che la Russia dal punto di vista geopolitico e culturale è pur sempre un impero, e che finita l'Unione Sovietica tutto quello che tiene insieme la Russia è esattamente l'eredità imperiale. Andare, diciamo, a ignorare completamente questo aspetto non è stato indice di saggezza da parte degli Stati Uniti, da parte della NATO, da parte dei paesi occidentali. E nei confronti della Cina si fece invece il calcolo: facciamola entrare nel club delle economie di mercato, pur essendo ancora un regime dittatoriale, perché il mercato porterà la democrazia, porterà i diritti, porterà le libertà. Questa era la convinzione di Clinton, ma degli occidentali tutti, di noi tutti, pensavamo così. Me in primis, mi faccio il mea culpa, negli anni 90 pensavamo questo. Il mercato porterà la democrazia e poi si apriranno grandi mercati per le merci occidentali. Il risultato qual è stato? Il mercato non ha portato la democrazia, ma invece è stato inglobato dalla dittatura. Abbiamo avuto il capitalismo al servizio della dittatura, capitalismo dirigista, diretto dal partito, come sappiamo bene. B, questo famoso mercato del miliardo di consumatori cinesi che si doveva aprire è stato molto deludente per le aspettative occidentali, e invece c'è stata la delocalizzazione della produzione delle aziende occidentali, che ha arricchito la Cina, ha dato lavoro, ha fatto circolare profitti, eccetera, eccetera, e invece ha indebolito le società occidentali, perché ha praticamente azzerato le classi operaie e bastonato i ceti medi delle società occidentali. Unito alla digitalizzazione, agli aspetti di disintermediazione dati dalle rivoluzioni digitali, questo ha portato a quella crisi profonda, a quelle divisioni profonde delle società occidentali che ben conosciamo. Quindi abbiamo avuto due risultati negativi della politica occidentale. Abbiamo creato due antagonisti che oggi si stanno peraltro sempre più avvicinando tra di loro. Poi non ricordo qual è stata l'ultima domanda. La domanda sulla transizione energetica. Allora, qui va detto, io e lo dico sotto la mia responsabilità, insomma, non è una cosa che è una tesi, diciamo, che è purtroppo abbastanza minoritaria. Credo che tutta la pressione per la decarbonizzazione nei paesi occidentali e in Unione Europea in particolare, che si è tradotta poi in quelle normative come quelle sulla casa e le auto, che noi conosciamo bene, sia frutto di un gigantesco abbaglio ideologico in gran parte, che il vero problema dell'ambiente e dell'inquinamento non sia l'anidride carbonica, il cambiamento climatico indotto dall'uomo, che è qualcosa di molto difficile da dimostrare, e che i maggiori studiosi autentici, diciamo, di clima sostanzialmente negano. E invece il problema sono ben altri, sono il piombo, la plastica,
la deforestazione. Una cosa quindi è l'inquinamento ambientale di natura antropica, altra cosa sono le variazioni climatiche che viaggiano su scala geologica. Allora, appendere tutta l'economia occidentale, il rifornimento di energia a questo dogma del cambiamento climatico, credo sia uno degli ennesimi fattori di autodistruzione, di autoindebolimento che l'Occidente e l'Europa in particolare stanno facendo negli ultimi decenni, e le conseguenze già si cominciano a vedere. Lei ha citato il settore dell'automotive, ma che saranno ancora più drammatiche in futuro. E sappiamo benissimo che la politica della Cina rispetto a questo, e anche dell'India, è quello di formalmente aderire a degli accordi internazionali, pensiamo a Tokyo, pensiamo a Parigi, eccetera, eccetera, per la riduzione delle emissioni, ma poi sostanzialmente fare come se nella realtà questi accordi non esistessero. E addirittura oggi con lo shortage energetico, diciamo, dovuto alla ripresa post-pandemica, abbiamo avuto da parte della Cina una politica di incremento di ripristino delle centrali a carbone che erano state eliminate, che va assolutamente in controtendenza rispetto a quegli accordi a cui pure la Cina aveva aderito. Insomma, questo ci dice che i paesi che poi badano ai propri interessi economici senza troppi complimenti vanno per la loro strada, mentre invece l'Unione Europea, se volesse veramente rispettare questa appunto astratta, ideologica neutralizzazione, si andrebbe a dare, diciamo, ad autocolpire, a frustare, a indebolire ulteriormente il proprio ruolo economico nel mondo. Tutto questo entra nel tema proprio di come l'Occidente sta nel mondo, perché un Occidente che, lo ricordava l'ascoltatore, in diminuzione dal punto di vista demografico. Abbiamo visto proprio in questi giorni gli indicatori dell'Istat sul calo delle nascite, continua drammaticamente, e non si riesce minimamente a tematizzare l'importanza di questo tema, che invece è fondamentale. In stagnazione economica perpetua dal 2008 in poi, le economie sono state rianimate con il quantitative easing, ma che è peraltro un'arma assolutamente a doppio taglio, e oggi sono rianimate artificialmente da programmi come il PNRR, che l'economia europea, ma in generale anche negli Stati Uniti, sono state fatte molte iniziative di questo genere. L'economia, i consumi si cerca di tenerli su attraverso interventi pubblici, attraverso politiche di stimolo sia monetario, sia di incentivi, di sussidi, eccetera, eccetera, ma non è che si può andare avanti così per sempre. Si appesantisce il debito pubblico, si creano delle voragini di debito pubblico, e invece bisognerebbe trovare un modo per far crescere l'economia, per creare vera ricchezza. Certo. E ovviamente le politiche che sono state fatte non aiutano. Ecco, professor Capozzi, interessantissimo anche quest'ultimo passaggio, facendo un veloce passo indietro ancora sul tema della transizione energetica sollevata dal nostro pubblico. Mi veniva in mente Lavoisier: nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, no? Quindi quali che siano le emissioni maggiormente clima alteranti, ricordava all'ascoltatore il fatto che qui da noi in Europa ci si dia la classica zappa sui piedi, e pur concorrendo per meno del 10% delle emissioni globali si dica: facciamo gli alfieri, facciamo i pionieri, facciamo i migliori del globo e convertiamo totalmente in un lasso di tempo troppo breve tutte le nostre produzioni, il nostro modo di spostarci, il nostro modo di vivere. Pensiamo alle case, andando a concederci all'abbraccio, vorrei dire mortale, del dragone di Pechino, con l'idea di avere dall'altra parte qualcuno che se ne infischia di nuovo di questi temi, di questi valori, e continua a produrre come se niente fosse, utilizzando carbone e quant'altro, infischiandosene dei diritti umani e anche dell'ambiente. Quindi
Davvero, professor Capozzi, questa è un'idolatria green che Ma ci mi porterà scusi, nel baratro. aggiungo una cosa, ammesso che sia una cosa auspicabile l'eliminazione totale dei combustibili fossili, prendiamo per buona questa cosa. Allora, l'unico modo realistico per perseguire un obiettivo del genere è quello di incrementare enormemente la produzione dell'energia attraverso il nucleare. Questo è un dato di fatto. Chiunque abbia una minima conoscenza di come funziona la produzione di energia lo sa. Se incrementiamo auto elettriche, se elettrifichiamo tutto, se imponiamo, diciamo, l'abbandono dei combustibili fossili, aumentiamo la pressione sulla produzione di elettricità, che non può essere garantita dalle fonti cosiddette rinnovabili, perché per quanto si possano ampliare arrivano a un 25-30%, l'altro 70% chi lo fa? Pensiamo che in Italia noi non abbiamo oggi una centrale nucleare in funzione, neanche una. In Francia ce ne sono molte, ma alcune sono in manutenzione, in fase di rinnovo, hanno deliberato che ne costruiranno delle altre, ma sono programmi che non si possono attuare naturalmente dall'oggi al domani. 54 centrali e 30 in fase di manutenzione. Io non è che oggi io dico facciamo 20 centrali nucleari e fra 6 mesi queste centrali nucleari sono operative, no? È un programma enorme di riconversione che deve essere fatto. Io sono un sostenitore, credo che sia l'unica fonte molto sicura ed veramente ecologica di produzione di energia, però non vedo questa volontà di irrobustire la produzione nucleare, ma vedo invece molta retorica sulle fonti rinnovabili a cui non corrisponde una realtà effettiva. Tra l'altro, professore, quella del nucleare 4.0, di nuova generazione, pulito, sarebbe, come più volte sottolineato anche dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, una filiera totalmente endemica europea che ci consentirebbe di emanciparci dalla dipendenza e dall'abbraccio mortale nei confronti di Pechino. Se è vero come è vero che giustamente in questi mesi abbiamo voluto slegarci dalla dipendenza dal gas russo, non si capisce con quale logica si passi da questo a un'idea di futuro in cui la dipendenza è dalla Cina. Allora, professore Capozzi, grazie infinite, quest'ora è volata, ci ha dato davvero un quadro estremamente dovizioso, ancora tantissime domande ci sarebbero, ci sono mie del pubblico, ma ci diamo sin d'ora l'appuntamento a breve per presentare in diretta ad alto mare su Radio Libertà il suo ultimo saggio. Voglio ricordare il titolo: Storia del mondo post-occidentale, cosa resta dell'età globale, edizioni Rubettino. Professor Capozzi, grazie davvero e Grazie a lei. prestissimo. Grazie a lei e agli ascoltatori e interverrò presto quando lei lo vorrà. Grazie. Grazie mille, professor Capozzi, a prestissimo. Grazie naturalmente al nostro Baldo, timoniere della regia, al nostro Federico, a tutto il pubblico che è intervenuto. Ora mi raccomando, non cambiate frequenza, anche se come sapete siamo in DAB, perché i programmi della nostra Radio Libertà continuano. Alla prossima puntata. Avete ascoltato